Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme la pasta con le sarde. Gli ingredienti sono finocchietto selvatico, sarde, bucatini, scalogno, zafferano, briciole di pane, concentrato di pomodoro, uvetta, pinoli, acciughe sott'olio, sale, olio extravergine e un po' di farina. Pulire il finocchietto prendendo soltanto le cime più tenere. Lavatelo bene sotto l'acqua corrente e lessatelo per 10 minuti. Pulire lo scalogno, tagliarlo a fettine e tritarlo. Mentre il finocchietto cuoce, prepariamo la base del sugo. Mettiamo un pochino di olio in un tegame, uniamo lo scalogno, le acciughe sott'olio e schiacciamole bene finché non si sciolgono. Il concentrato di pomodoro è pochissimo. Ora l'uvetta con i pinoli e lasciamoli tostare per qualche secondo. Aggiungiamo le sarde e rosoliamole per bene. Colare il finocchietto conservando l'acqua di cottura in cui lesseremo la pasta. Tritarlo grossolanamente, unirlo al sugo delle sarde, aggiungere un po' dell'acqua di cottura del finocchietto, sciogliere lo zafferano in poca acqua di cottura, unirlo al sugo, mescolare e aggiustare di sale. Cuocere a fuoco basso per 10 minuti. Tostare il pane grattugiato in poco olio. Per decorare il piatto useremo qualche sarda impanata nella farina e fritta. Lessare la pasta nell'acqua del finocchietto, eventualmente allungata con un altro po' d'acqua, scolare la pasta molto al dente e unirla al sugo. Mantecare aggiungendo un po' di acqua di cottura, aggiungere un po' di olio e il nostro piatto è pronto. Buon appetito!